Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo la differenza fra Dagida e riti salomonici propiziatori o riti planetari, insomma tutto ciò che non è Dagida ma che parla di riti operativi di alta magia. Però prima di fare questo il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda Maretto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove nel Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera in Magici Arcieri Bertoldini il The Garda Maretto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Vi voglio ricordare anche che ogni sera alle 21 il The Garda con un gruppo di magici arcieri in erba tiene una piccola meditazione di 5 minuti per costruire un cerchio di fuoco intorno allo stivale, una cosa eterica chiaramente. Bene, vediamo un po' la differenza sostanziale fra la Dagida e i riti di alta magia operativa lunari, soprattutto lunari, perché alcune persone in questo periodo, nelle ultime settimane, mi hanno mandato dei PVT di domande specifiche: che differenza passa fra un'operazione di alta magia operativa in cui il vostro Marietto spiega che ci vogliono minimo 9 mesi e una Dagida. Allora, prima di tutto partiamo dal presupposto che il Marietto ha già detto cos'è una Dagida in altre pillole e cosa sono i riti di alta magia operativa. E anche Franz Bardon nel 1950 più o meno ha scritto Il mago frabrato, e in questo testo, che è un testo di fantasy, chiaramente viene spiegato bene in modo articolato cos'è una Dagida. Chiaramente non la chiama Dagida, ma spiega benissimo che ci sono delle persone medium che possono in un certo senso ipnotizzare con l'aiuto di altre persone via eterica persone mentre dormono, e quindi possono fargli fare cose. Ecco, la Dagide è qualcosa di simile, chiaramente meno letale, meno importante, ma che dà gli stessi risultati. Praticamente la Dagida è una coercizione mentale che si può fare a persone, chiaramente a tutte le persone viventi, però non è che è propiziatoria, nel senso che se noi vogliamo, faccio un esempio semplice, se noi vogliamo incontrare una persona possiamo lavorare con queste arte magica di notte per fare in modo che questa persona in questa persona nasca questo desiderio di contattare quest'altra persona. A contatta B. Oppure se una persona vuole dimagrire si può usare la Dagida per dimagrire, cioè si può inculcare in questa persona che il cibo o alcuni tipi di cibo sono in un certo senso nocivi, e questa è in grandi linee la Dagida. Chiaramente bisogna saper fare tutte queste operazioni, non è che si basta dire Dagida e la cosa funziona, è una operazione di alta magia che si fa di notte, generalmente quando il soggetto dorme e i suoi corpi sottili sono più ricettivi, e allora si usa questo sistema. Invece i riti operativi di alta magia propiziatori, ad esempio, possono come minimo durare 9 mesi. Perché? Perché come si suol dire, in ogni mese ci sono 28 giorni di cui c'è il culmine lunare, o magari anche la luna nera, cioè nel senso la luna che si spegne, e quindi praticamente quando c'è la luna luminosa si può operare in un determinato modo per avvicinare, quando c'è la luna decrescente chiaramente si allontana, e quindi chiaramente in quel determinato periodo che si vuole operare, chiaramente e per quale scopo si vuole raggiungere, si va a lavorare con un'operazione di alta magia, chiamando i vari geni che poi vengono in un certo senso incollati nel campo astrale della luna, nel campo eterico della luna, scusate, ma anche astrale. Quindi sono due concetti di lavori differenti. Qual è che è più potente? A dipendenza dei casi. Ci sono casi in cui bisogna studiare una strategia e la Dagida è più performante, perché si vogliono raggiungere risultati, come si dice, più veloci, e ci sono, ad esempio, faccio un esempio molto pratico: le banche, le multinazionali, le ditte le fabbriche di informatica, i paesi, ad esempio, ci sono alcuni paesi
che il proprio sindaco è una persona lungimirante, chiaramente fa fare dei riti propiziatori magari per tutto il paese, e questo viene fatto una volta al mese, magari per un anno. Ci sono riti propiziatori che si fanno una volta al mese per un anno e dura un anno, non solo 9 mesi. Oppure si vuole fare in modo che una persona o una ditta o uno studio fiduciario, uno studio di avvocati, un dottore ad esempio, uno studio medico abbia sempre delle energie, dei clienti propositivi, chiaramente non è che si può fare solamente una volta. È vero che sul web si leggono tante fantasie, ma nella realtà la cosa deve essere battuta, cioè il ferro deve essere battuto finché è caldo, e generalmente ci sono dei riti operativi propiziatori che durano anche un anno. Una volta al mese si opera tutta la notte e si chiamano i vari giri di protezione e si attivano le varie forze planetarie. Quindi è chiaro che sono due mondi e due azioni differenti. Uno è molto più pratico, ma è coercizione mentale, cioè praticamente si imprime nella persona un pensiero facendogli credere che è il suo, e il secondo invece è qualcosa che muove le forze planetarie e protegge dalle forze planetarie. Sono due cose complementari che non hanno niente a vedere in ogni caso coi sigilli. Ad esempio, i sigilli sono qualcosa di eterno, nel senso eterno fin quando la persona vive. Se uno si fa fare un sigillo propiziatorio o di benedizione, oppure di protezione in determinate aree della sua vita, perché è nato con degli influssi planetari un po' deboli, e visto che gli influssi planetari sono anche dinamici, magari nella vita, oltre ad avere quelli deboli, ha anche qualche influsso planetario troppo forte nella sua vita, e allora si possono usare i sigilli planetari, quelli che si usano maggiormente, e quelli sono quelli salomonici. Bene, detto questo, cari amici, per il momento penso di aver risposto alle mie varie amicizie che mi hanno contattato in PVT in queste settimane per chiedermi delucidazione. Il vostro Marietto chiude qui e vi ringrazio di avermi seguito. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di cliccare sul bottoncino per iscriversi al canale di Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi di Face, dove sapete che il vostro Marietto mette anche i circuiti delle varie pillole di radiestesia basic, e anche di iscriversi al canale di Telegram che è gratis. Bene, cari amici, alla prossima, ciao.